vino di oggi è Astoria 9.5. 9.5 identifica una percentuale bassa di volume d'alcol, quindi siamo di fronte a un vino con una particolarissima espressività gusto-olfattiva, ma un basso tenore d'alcol. Il colore è certamente un colore che ricorda i vitigni del nostro territorio, quindi un giallo paglierino con dei riflessi verdolini. Belle anche queste bollicine presenti, piccole, numerose, persistenti. Al naso questa eleganza bella, lontana, molto presente perché abbiamo delle note fruttate, floreali, certamente questi ricordi di pera ma anche un vegetale finale. Proviamolo in bocca. In bocca la sua freschezza si fa sentire, una sua personalità, bello, persistente, lungo, abbiamo di nuovo questi ritorni dei profumi retroolfattivi legati al mondo della frutta, legati al mondo del floreale. Direi che è un vino che si presenta proprio dedicato quasi ai giovani. Certo, un vino che potremmo anche aprire per un bel brindisi tra amici. Evviva! Oggi ho la possibilità di presentarvi la cuvée storica di Carpenè Malvolti. È un Conegliano Valdobbiadene superiore di Prosecco che in ogni caso rappresenta un po' le nostre colline. È uno spumante brut, quindi chiaramente al di sotto dei 15 grammi litro di zuccheri, nello stesso tempo con una gradazione alcolica che raggiunge circa gli 11% in gradazione alcolica come volume. Alla vista ha una bellissima tonalità giallo paglierino, anche se poco intensa, ma con tonalità verdoline. L'effervescenza delle bollicine della CO2 ci si presenta subito numerosa, persistente e nello stesso tempo anche con queste bollicine fini. Al naso è piacevole, al naso è erbaceo, è fruttato, è floreale, quelle sensazioni fruttate che ci riportano alla mela acerba, che ci riportano alla pera, che ci riportano all'idea anche di sensazioni agrumate. Il gusto è sapido, è fresco, è piacevolmente secco, voglio dire, siamo agitati da quelle bollicine che si vanno a interrompere nella lingua e che ci riportano chiaramente anche una bellissima persistenza. Piacevole con alcuni piatti, gli antipasti come fritture di verdure piuttosto che le cozze gratinate, piuttosto che delle minestre o delle zuppe. Io direi di servirlo a temperature di 7-9 gradi. Tutta la comunità di paese si è riunita nella chiesa parrocchiale per premiare due grandi uomini del territorio. Il premio civico San Martino è stato assegnato dall'amministrazione comunale a Don Emilio Ballan, per anni a capo della parrocchia di Postioma, e al recentemente scomparso Monsignor Giovanni Brotto, storico parroco di paese e importante consigliere ecclesiastico di Coldiretti Veneto. Sentiamo il primo cittadino di paese, Francesco Pietrobon. Don Emilio Ballan a Postioma, che per ben 37 anni ha fatto il parroco, ha visto crescere la comunità sotto tutti i propri aspetti e ha lasciato un ricordo indelebile con la sua figura. Don Monsignor Brotto, uguale, parroco di paese per 30 anni, una figura che si staglia nella mente di tutti i cittadini, perché evidentemente persone che hanno dato assistenza, ma non solo morale, ma anche sotto tanti punti di vista nella propria comunità per tanti anni, è logico che lasciano un ricordo di un certo tipo. Monsignor Brotto e Don Emilio Ballan, due esempi di quello che deve essere un parroco per la propria comunità. Ma qual è il ruolo dei sacerdoti ai giorni nostri? Risponde il vescovo di Treviso. Il parroco è una figura che, come potremmo dire, che dà un contributo considerevole anche per la costruzione di una comunità civile, non fosse altro per il fatto che propone, insomma, degli stili di vita corretti, ispirati alla solidarietà, all'attenzione alle persone più bisognose. Non poteva mancare la funzione Coldiretti, da sempre vicina alla Chiesa e alla sua dottrina sociale. Un legame reso saldo da uomini come Monsignor Brotto.
Sentiamo il ricordo del presidente di Coldiretti Treviso, Fulvio Brunetta. Oggi per noi è stata una giornata di grande emozione ricordare Monsignor Brotto che è componente del Consiglio provinciale a tutti gli effetti e che ha partecipato con noi in tutti questi anni nel processo anche di accompagnamento di quella che è la dottrina sociale della Chiesa a cui si rifà Coldiretti. Per cui è stato un grazie anche all'amministrazione, un grazie a chi ha organizzato insieme a noi questo evento per ricordare queste figure che per molti anni sono state importanti nella loro azione e nella loro presenza nel territorio. Rientriamo in questo studio ideale dedicato alle fiere di Santa Lucia di Piave. Non potevamo non portare i nostri microfoni. Franco Manzato, assessore regionale all'agricoltura. Allora, una fiera che continua questa tradizione, ma il suo pensiero da assessore regionale va all'agricoltura veneta e al post alluvione. Lo stato dell'arte, assessore. Lo stato dell'arte è che abbiamo la necessità, nella ristrettezza delle risorse, di razionalizzare tutto il sistema agricolo del Veneto e puntare moltissimo sulle aziende agricole e sul loro reddito. L'agricoltura soffre ma reagisce meglio degli altri settori. Sì, soffre però il vantaggio comparato che abbiamo rispetto ad altre regioni, rispetto ad altri stati sui prodotti tipici, sulla capacità di fare del nostro territorio un elemento di qualità è importante per poi allocare le risorse negli investimenti, quindi una presa di coscienza di questo significa anche mantenere un reddito importante per le imprese ma anche occupazione e tutela del territorio. Certamente, allora grazie per questa testimonianza assessore. Nel frattempo sentivate il rombo di questi motori dei trattori in una iniziativa del tutto nuova a Santa Lucia. Grazie a Franco Manzato, grazie. Ci fermiamo qui, una piccola pausa e poi ritorniamo da questo studio ideale. Rientriamo in questo studio ideale dedicato alle fiere di Santa Lucia e parlando di agricoltura sempre più i riflettori vanno puntati sul tema della sicurezza. Non a caso siamo qui davanti a questo stand dell'EBAT, a questo ente bilaterale. Voi qui a Santa Lucia avete presentato una campagna di promozione alla sicurezza. Noi siamo convinti che tutto questo passi attraverso la cultura della sicurezza e ogni singola situazione, anche la più banale, può essere quella decisiva e fatale purtroppo qualche volta. Per cui noi insistiamo tantissimo sul fatto che è necessario che ci sia sempre molto alta l'attenzione e anche le operazioni più banali, dall'inserimento del gardano alla pulizia di un attrezzo che magari viene lasciato inopinatamente in moto, al sapere e conoscere che ci sono degli obblighi anche normativi. Insieme all'uso, infatti, diciamo attenzione, i mezzi agricoli di una certa età non possono viaggiare senza il roll bar, ad esempio. Quindi l'antiribaltamento, qui abbiamo una foto drammatica con un incidente dove una persona ha perso la vita. Certo, ecco, lei ha toccato un punto importante, no? Quello dell'innovazione e del ricambio anche dei mezzi, e vado da Amedeo Girolimetto per questo. A livello nazionale voi state studiando una nuova rottamazione. Diciamo che a livello nazionale stiamo proprio definendo e raccogliendo proprio le adesioni in questa fase, dove sono state messe a disposizione risorse importanti che vanno a sostenere la rottamazione, cioè cambiare il parco macchine, garantire la sicurezza e dare una risposta seria e chiara a tutto quel dramma che purtroppo c'è delle morti sul posto di lavoro. Grazie Amedeo Girolimetto. In conclusione? Guardi, ricordiamo questa cosa. Gli infortuni stanno calando del 14% in Italia, in Veneto con una media ancora più alta e in provincia di Treviso di più, grazie non solo alla crisi, ma soprattutto, questi sono indici Istat, quasi il 60% dovuto alle azioni di prevenzione, quindi dobbiamo insistere sulla prevenzione, con un'attenzione, l'agricoltura è il settore che cala meno dal punto di vista dell'infortunistica, per cui massima attenzione, le istituzioni devono essere al fianco delle organizzazioni sindacali per far arrivare il messaggio che lavorare sicuri paga. Allora, grazie anche a Michele Noal, noi ci fermiamo qui dopo aver parlato di questo argomento che comunque comprende tutti i settori. La sicurezza è fondamentale, in italiano ve lo dico, far su il maiale. Beh, cosa si tratta lo capiremo tra poco.